ci ha provato in tutti i modi oggi la Triestina, le occasioni ci sono state, lo testimonia anche l'applauso del pubblico a fine partita, ma proprio non ne voleva entrare questa palla in gol. Commento sulla partita. Sì, diciamo che possiamo essere soddisfatti per quello che è la prestazione, l'impegno e la volontà che ci hanno messo. Sì, finora è in casa che abbiamo avuto problemi e il pubblico ha dimostrato di apprezzare, insomma, in gran parte il secondo tempo che è stato fatto e speriamo al più presto di potergli regalare i sospirati 3 punti che ancora non riusciamo a fare, però sicuramente dobbiamo essere più cattivi e più determinati in fase conclusiva, perché a volte aspettiamo troppo, arriviamo pochi, attacchiamo poco la porta e per un attaccante questo è fondamentale per indurre anche il difensore a sbagliare. Il primo tempo l'abbiamo fatto quasi per niente, nel secondo tempo meglio, cercheremo di lavorare e di migliorare sotto questo punto di vista. È una questione di organico, recuperare i giocatori migliori, insomma avere più scelte a disposizione sarebbe fondamentale, quindi avevamo soltanto 2 under in panchina.